La stella norvegese del Manchester City ha stabilito un nuovo primato, raggiungendo quota 50 gol in Champions League in appena 49 partite. Nella serata dedicata a Kevin De Bruyne, che tornava all'Etihad, lo stadio che ha chiamato casa per un decennio prima di trasferirsi al Napoli durante l'estate, è stato il suo compagno e amico Erling Haaland a prendersi la scena entrando nella storia con un altro traguardo straordinario. Haaland ha siglato il primo gol del City contro il Napoli su uno splendido assist di Phil Foden, premiato come miglior giocatore della partita, toccando così quota 50 reti nella massima competizione europea, impresa realizzata in sole 49 presenze, un nuovo record assoluto. Con questo risultato, Haaland ha superato il precedente primato detenuto da Ruud van Nistelrooy, che aveva raggiunto i 50 gol in 62 match nel 2007, quando vestiva la maglia del Real Madrid. L'attaccante norvegese aveva segnato per la prima volta in Champions nella stagione 2019-20, quando giocava per il Salisburgo, fu una tripletta nella vittoria per 6-2 contro il Genk. Alle sue spalle, nella classifica dei più veloci a raggiungere i 50 gol in Champions, ci sono nomi illustri come Lionel Messi, 66 partite, Robert Lewandowski, 77, e Kylian Mbappé, 79. Punto con questo nuovo traguardo, Haaland conferma ancora una volta di essere uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale. La sua capacità di segnare con regolarità impressionante in ogni competizione lo rende un punto di riferimento imprescindibile per il Manchester City e per la nazionale norvegese. Il record ottenuto in così poche partite testimonia non solo il suo istinto da goleador, ma anche la sua straordinaria efficacia sotto porta. In un'epoca in cui la Champions League è sempre più competitiva, riuscire a raggiungere i 50 gol con questa velocità è qualcosa che pochi possono anche solo immaginare. L'intesa tra Haaland e i suoi compagni di squadra, in particolare con Phil Foden, si è dimostrata fondamentale. Il passaggio decisivo del giovane inglese nell'azione del gol contro il Napoli è solo l'ennesima dimostrazione della sinergia che esiste tra i due giocatori, entrambi protagonisti nella squadra di Pep Guardiola. Il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad ha suscitato emozioni forti tra i tifosi. Nonostante ora indossi la maglia del Napoli, il pubblico inglese lo ha accolto con applauso e rispetto, riconoscendogli tutto ciò che ha rappresentato per il club in questi 10 anni di successi. Tuttavia, la serata è stata dominata dal talento e dalla fame di gol di Haaland, che sembra determinato a battere ogni record possibile nel calcio europeo. La sua giovane età lascia immaginare che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di primati. Con 50 reti in Champions League già all'attivo, il norvegese ha davanti a sé la possibilità concreta di superare i grandi del passato anche nella classifica marcatori all-time. Attualmente, nomi come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi restano davanti, ma il tempo gioca a favore di Haaland. Il Manchester City, dal canto suo, continua a beneficiare della sua presenza in campo. La squadra di Guardiola punta nuovamente alla conquista della Champions League, e con un Haaland in questa forma, il sogno di un altro titolo europeo sembra tutt'altro che irraggiungibile. La noche de Kevin De Bruyne, porco volvía all'Etihad, alla que fue su casa durante 10 años Y que abandonó este verano para fichar por el Nápoles. Fue su amigo Erling Haaland el que entró en la historia con un nuevo récord. Así, Haaland marcó el primer gol del Manchester City contra el Nápoles, tras recibir un sublime pase de Phil Foden, MVP del encuentro. Y alcanzó así los 50 tantos en Champions, algo que ha logrado en solo 49 partidos Y, que supone un nuevo récord. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.